nostro angolo interviste. La prossima partita avrà anche il supporto di Gabriele Pellizzaro, che altrimenti a domani con quello che resta della voce non arrivo. Ne approfitto per salutare tutti coloro che ieri mi hanno mandato messaggi di saluti e solidarietà. Molto seguita a Giovinazzo la partita di ieri sera, c'era anche una rappresentanza dell'AFP proprio qui al Pallalido. Penso alla tifoseria che arriva da più lontano in assoluto a supportare proprio i beniamini. Intanto Faelli e Maldini sul punto di battuta. Dario pronto ad asciugare il parquet del Palladido di Valdagno, che ospita questa fase finale dei campionati nazionali Under 23 di categoria. Maldini intanto, siamo ritornati in diretta, la cerca da lontano Maldini, attenzione qui, occasionissima, la pallina è rimbalzata proprio davanti a Guarguaglini, non è riuscito a controllarla, adesso fermato Guarguaglini. Agostini per Costenaro, che supera la linea di centrocampo, cambia lato per il neoentrato Battaglin. Giro palla, torna ad Agostini, guarda a disposizione dei compagni, si muove bene la difesa del Castiglione davanti a Bussotti, perforata proprio da un tiro da lontano che era una delle soluzioni possibili. La difesa chiusa lì del Castiglione. Poi ci prova anche dalla distanza Battaglin, Bussotti fa ripartire Brando Santoni, Faelli. Matteo Faelli, cresciuto nelle file del Follonica, nelle giovanili, disputato molte finali, sempre contro Valdagno. Tanto ancora Guarguaglini, Diego Guarguaglini per Mattia Maldini. Poi un'accompagnata 3 contro 2, Battaglin, lo chiude Maldini, di esperienza qui, il capitano del Castiglione. Fallo di squadra assegnato al Castiglione. Situazione falli, ne ha già 4. La formazione in completa tenuta bianco-azzurra, mentre tenuta rosso-nera standard per il Breganze con pantaloncino nero per entrambi. Poi ancora Costenaro da distante. Allora torniamo in diretta, mi hanno appena comunicato dalla regia che per un disguido tecnico stiamo andando in onda o comunque in visione solamente adesso. Noi andiamo a ricapitolare. Allora Breganze avanti 1-0 grazie al gol di Cristian Costenaro in apertura di primo tempo. Eventualmente poi le formazioni ve le andremo a ricordare per esteso. I quintetti li abbiamo detti prima per il Castiglione: Bussotti in porta con Faelli, Guarguaglini, Santoni e Maldini. Breganza che risponde con Giuseppe Tagliapietra in porta, Costenaro, Battaglin, Agostini e Giovanni Tagliapietra in questo momento. Questi i due quintetti schierati. Costenaro trova spazio, poi va giù. C'è il cartellino blu per Maldini.
C'è cartellino blu per Mattia Maldini e dunque ci sarà punizione di prima con gli eventuali 2 minuti. Naturalmente il pubblico che rumoreggia, si prende un giallo anche Federico Paghi. Ma i caratterini niente male da entrambe le parti, anche se chiaramente ci si gioca il primato del girone, quindi partita che assume un peso particolarmente importante. Andiamo a rivedere. Questo è il gol di Costenaro in apertura. Tiro battuto nel traffico, niente a fare per Bussotti. Incrocia anche un po' il Coste. Situazione fallinea, 4 Castiglione, 2 Breganze, tutto pronto, vediamo chi si incarica della battuta. E ci va proprio Costenaro. Costenaro contro Bussotti, un bel duello. Tutto pronto. Parte Costenaro, il gol di Costenaro, un tocco e un tiro senza troppe leziosità. La tocca e segna e fa 2-0 Breganze, che adesso cambia 2-2, fuori Giovanni Tagliapietra e Cristian Costenaro e dentro Antonio Tagliapietra. Tanto ancora Agostini che ci prova, pallina che sibila vicino al palo destro della porta difesa da Bussotti. Poi Guarguaglini dritto per dritto, preciso qui il controllo di Santoni. Battaglin, Costenaro in panchina in questo momento. Battaglin lungo la balaustra. E poi Guarguaglini che può ripartire con Montauti in entrato, cerca accompagnata nell'angolino alto, niente da fare, intanto Tommaso Volpe, poi Battaglin, ancora Faelli. Adesso partita che si era già accesa prima, si sta ulteriormente incendiando, tutto per quello che riguarda i ritmi. Dentro anche Francesco Cornacchini, fa girare un po' anche i suoi. Paghi, Faelli, poi Cornacchini tocca la prima pallina in questo incontro. Faelli rischia qualcosa qui sui 5, il controllo di Guarguaglini è impreciso. Una palla che torna nelle stecche rossonere con capitano Agostini, Pietro Agostini. E lo confondo spesso col nome proprio col Papi, che invece è Fabio. Cornacchini, si scontrano lì al centro, si continua a giocare, sempre Cornacchini, cerca l'alza e schiaccia, bel numero Faelli, contrastato da Agostini che adesso può riprovare a rilanciare Volpe. Montauti, la deviazione stava per mettere in difficoltà Bussotti. Andiamo a rivedere quest'ultimo episodio. Tanto la palla è nuovamente in gioco con Pietro Agostini che cerca di colpire ravvicinato Volpe per Battaglin, che parte dalla propria tre quarti, prova ancora il tiro. Battaglin, murata la sua conclusione. Allora Breganze ricomincia con Agostini, Tommaso Volpe. Dentro per Agostini, bella idea, bella pallina, poi conclusione alta sopra la traversa. Faelli la recupera, può ripartire Faelli.
attenzione, Cornacchini, poi Montauti, Filippo Montauti e poi Faelli. 7 minuti e mezzo alla fine di questo primo tempo, Breganze avanti 2-0. Adesso i ritmi si sono rallentati, ragiona di più, fa più possesso in questa fase Castiglione, un po' più attendista adesso la tattica rossonera, e tutto sommato bisogna pensare, bisogna ragionare sull'impegno. Ne abbiamo parlato con quasi tutti i capitani intervistati al nostro angolo. Intanto attenzione, Cornacchini la mette lì per Montauti, giù per Guarguaglini, ancora Montauti a girare, Faelli per vie centrali, la risposta ci mette un guantone, Tagliapietra, pallina che esce. Montauti, il numero 22, poi Cornacchini impreciso nell'assist, non si intende con Montauti. Allora siamo già dall'altra parte, la botta ravvicinata di Agostini, ma attenzione al Castiglione che ci riprova, pallina bassa, esce fuori 1 metro e la recupera Cornacchini che lotta lì, palla che resta dietro la porta di Tagliapietra. E allora c'è l'altro Tagliapietra, Antonio, col caschetto per l'incidente di gioco subito nel corso della stagione di A2. Ha colpito al volto, pallina che è arrivata una bordata retroporta. Tanto ancora Castiglione che la recupera, Montauti la controlla dietro ancora per Faelli. Faelli, attenzione, Agostini va 1 contro 1, Agostini, palo, il palo di Agostini, poi Bussotti si distende, Montauti dall'altra parte alleggerisce la pressione sulla retroguardia del Castiglione. Guarguaglini fuori di poco sulla destra di Tagliapietra, poi Montauti, ma Faelli per vie centrali, sempre con l'aiuto di Guarguaglini che cerca il numero. È entrato anche Grazian col numero 8 nel Breganze. Guarguaglini bene su Faelli, c'è spazio lì davanti, Faelli la finta, l'accompagnata di Faelli sopra la traversa, occasione qui per Castiglione di accorciare. Attenzione ancora Faelli, cerca di chiamare fuori un po' qui la difesa, ma Agostini con Tagliapietra, ancora Agostini, Volpe, palla in angolo ma è rimasto lì, Tommaso Volpe la può recuperare, gioca ancora per Grazian, poi Agostini che dentro dal primo minuto. 4 minuti alla fine di questo primo tempo. Attenzione, Mattia Maldini può andare 1 contro 1, va giù, vantaggio e segna Maldini qui, grande azione del capitano, subisce fallo, un po' come nel basket, fallo ma segna. Vediamo 2-1 Breganze. Il gol di Maldini. È il più veloce di tutti, si trova un po', si è fatto trovare un po' scoperto Breganze in questa circostanza, quasi senza
L'ultimo uomo c'era, ma era un po' troppo vicino alla linea di centrocampo. Maldini ha avuto la possibilità di accelerare, poi ha tagliato verso l'interno, ha incrociato il tiro e l'ha messo alle spalle di Giuseppe Tagliapietra. Il time out di Tiella, che richiama un po' i suoi. Dunque partita che continua ad essere come da premesse. Sirena che richiama in campo le squadre. Attenzione Costanaro, poi Giovanni Tagliapietra, Volpe, Graziano prova a liberarsi al centro, Volpe, la botta, la risposta di Bussotti col guantone, stavolta la vede partire. Montauti, ancora Maldini, può caricare, palla che rimane lì, libera Tagliapietra, il più veloce è Faeli, la recupera. Cornacchini, buono anche il suo minutaggio per Francesco Cornacchini. Ancora Maldini, l'autore del gol del Castiglione, elegante sottogamba del capitano che poi torna, prova a inserirsi ancora con l'aiuto di Montauti, ma il più veloce è Tagliapietra, che però riconquista pallina in maniera irregolare. Time out chiesto da Mister Paghi. Vuole impostare la gestione di questi 2 minuti e 51 secondi e mancano alla fine di questo primo tempo, con Braganza avanti 2-1. Un primo piano intanto per coach Tiella e Fausto Pozzan. In veste di aiuto allenatore e non di commentatore, ha dato una grossissima mano Fausto nelle prime 2 giornate di queste finali nazionali Under 23 qui al Palalido. Sirena che richiama in campo le squadre, si ritorna a giocare per gli ultimi 2:51. Intanto sotto di noi, sotto la nostra postazione, è già arrivato il Valdagno, che sarà protagonista del prossimo incontro assieme ai Pumas, ancora di partitona. Capita Maldini a gestire. Ancora Maldini dentro per Faelli. E dall'altra parte Grazian, c'è pressione sul portatore di palla del Braganza, esce Cornacchini con calma, ha cominciato a ragionare di più anche Castiglione, infatti sono arrivati alla rete in modalità contropiede. Faelli, la recupera lui, attenzione, la botta di Faelli, trova l'opposizione fisica la difesa del Braganza. Costanaro, doppio tentativo, c'è il cartellino blu per Cristian Costanaro, vediamo se riusciamo ad andare a rivedere l'intervento, mi sa di sì, eccolo qua. C'è questo scontro e poi con la gamba sinistra mette giù Faelli. E quindi adesso l'opportunità importante per Francesco Cornacchini. Pallina che era nel punto sbagliato, adesso viene rettificata dal capitano.
che un'importante opportunità, pallina che pesa parecchio nell'economia di questo incontro. 1,54 da giocare, Castiglione 1, Breganze 2. Castiglione con 5 falli, Breganze con 2. Francesco Cornacchini contro Giuseppe Tagliapietra, che è il portiere titolare della 2 del Breganze, quest'anno campioni del girone A. Fischia, esce subito Tagliapietra. E allora adesso rete di passaggi 4 contro 3 per un paio di minuti. Vediamo un po' come gestirà Castiglione questo giro palla. A trovare, continuano a scambiare pallina per muovere la difesa a 3 dell'avversario. Naturalmente sono situazioni che vanno di sua attenzione qui. Ieri è capitato almeno in un paio di occasioni che si sono viste le reti da parte della squadra in inferiorità. Montauti che ci prova, Volpe per dritto, la botta di Volpe, la risposta di Bussotti. Può ripartire il quadrato del Castiglione, che ha questa opportunità negli ultimi 48 secondi. La deviazione sotto misura di Guarguaglini. Ancora Mattia Maldini, non va, è stato il tocco, quindi Montauti. Ultimi 25 secondi di questo primo tempo. Maldini la recupera Guarguaglini, poi ancora il tentativo, sarà palla a 2, è riuscito nella spizzata lì ravvicinata Francesco Cornacchini, non è riuscito nella trasformazione a punizione di prima. Montauti, attenzione, rischia qualcosa qui, pallina ancora giocabile, ma finisce questo primo tempo, lo finisce in inferiorità numerica Breganza, va a scontare ancora qualcosa all'inizio del secondo. Primo tempo che finisce 2-1 Breganze, doppietta di Costenaro, tiro battuto e punizione di prima, e poi il contropiede di Capitan Maldini che fissa il risultato di questo primo tempo. Castiglione 1, Breganze 2, a risentirci tra qualche minuto dopo l'intervallo.
Ben ricollegati in diretta per questo secondo tempo di Castiglione Braganze, primo tempo che si è chiuso 2-1 Braganze, doppietta di Costenaro alla risposta di Maldini. È già dato subito il tiro, vediamo come ripartono le due formazioni. Castiglione con Bussotti tra i pali, Faeli, Maldini, Guargoglini e Brando Santoni. Dall'altra parte il Braganze con Graziani in possesso palla, ora Agostini, poi Volpe che controlla assieme a Giovanni Tagliapietra, in porta l'altro Tagliapietra, Giuseppe, uno dei tre Tagliapietra schierati, più il quarto che è però in tribuna, l'Under 15, il Frenci di turno. Ancora Santoni, poi giù per Capitan Maldini, uno dei più attivi dei suoi, il vero riferimento della formazione di Paghi. Qui intanto si lotta lì davanti alla porta di Tagliapietra. Partita dicevamo che è l'ultima del girone e in caso, ripeto, i risultati utili per Braganza sono due, vittoria o pareggio, mentre per vincere il girone Castiglione deve vincere, viceversa passa da prima Braganza e va direttamente in semifinale, salterà il quarto di finale. Palla dentro, buona l'idea di Agostini, la capisce, intanto c'è, attenzione, c'è da pulire la pista. Sergio Nicoletti ferma tutto, chiama Daria Pretto a sistemare il parquet del Palalido. Pista che è stata trattata, viene trattata ogni sera per poter fornire il miglior terreno di gioco possibile agli atleti in pista. Guarguaglini, Maldini dalla propria tre quarti, affronta Agostini, riesce ad andare via Maldini, prova ad accentrarsi, dovrà girare retroporta, c'è l'opposizione di Grazian. La finta di Maldini che tiene palla. Brando Santoni, attenzione, qui rischia qualcosa. La pressione di Pietro Agostini, il capitano rossonero. Ancora Tagliapietra. Adesso è un Braganza che sta ragionando un po', modificato il suo assetto, a girare di più pallina, cerca di chiamare fuori la stretta difesa del Castiglione. Prova a girarsi Agostini, Faeli fa buona guardia. Grazian, la botta di Grazian trova i parastinchi di Santoni e poi Tagliapietra che ci prova. Santoni, poi Maldini, cerca un passaggio largo ma in anticipo Grazian sulla sponda, retroporta, incrocia il passo, il rossonero riparte, si accentra, scambia con Volpe, poi giù per Agostini, riparte costantemente da dietro la propria linea di centrocampo. Intanto la botta di Agostini, palla che stava finendo vicinissima al palo. Dall'altra parte mezza beffa qui per Castiglione. Poi ancora il tentativo a girare di Guarguaglini, siamo già dall'altra parte. Agostini, scusate, Grazian, non arriva la palla per Volpe, Faeli capisce tutto. Poi ancora Faeli, andare a colpire Faeli, ancora doppio intervento di Giuseppe Tagliapietra a bastone basso lì. Grazian che esce su Agostini, per Agostini si può accentrare, c'è il fischio, il fallo di squadra fischiato a Braganze, terzo fallo per la formazione di coach Tiella. Tanto sempre Guarguaglini, Faeli, Maldini.
abbiamo ribadito più volte, questo capitano fa anche da faro e referente, detta tempi e metodi della squadra di Paghi, anche l'autore della rete. Tanto ci prova ancora Maldini, gli risponde col guantone tagliapietra dritto per dritto, cerca il palo opposto, Bussotti fa buona guardia. Allora Guarguaglini e Santoni, torna sui suoi passi, anche Guarguaglini ragiona di più in questo secondo tempo, da una parte e anche dall'altra, a parte qualche folata, ma tanto l'alce schiaccia elegante di Maldini, non trova il palo opposto. Faelli, tentativo di spizzata là davanti, uno schema che abbiamo visto in più di un'occasione, messo in atto da varie formazioni. Intanto Volpe lungo la balaustra, lo ferma proprio Maldini, che fa ripartire Faelli lungo lo stesso lato. Faelli che viene via, ma Agostini gli sradica la pallina dal bastone, la finta di Agostini che poi va giù senza fallo. Maldini, Faelli dall'altra parte, ora Faelli dentro, scambiano i due tagliapietra, riparte attenzione, c'è il fischio, intanto il fallo di squadra. Pallina per Giuseppe Tagliapietra, stava approfittando di questa battuta veloce Agostini, c'è Maldini lì davanti. Guarguaglini che prova, scambio, torna Maldini, poi Faelli su con Tagliapietra. 1-1 adesso per entrambe le formazioni che accettano questa tipologia difensiva. Fuori Tagliapietra, dentro l'autore delle due reti che finora decidono il punteggio per Breganze, Cristian Costenaro. Poi Grazian che vede Costenaro a retroporto, vediamo lo schema, prova Grazian, palla che torna nelle stecche del Castiglione con Guarguaglini per Faelli. Se ne sono andati i primi 7 minuti di questo secondo tempo, il risultato è fermo sul 2-1. Bastonata irregolare, allora attenzione, può provare Castiglione in percussione, ma potenziale 3 contro 1, ora Costenaro che ci prova, poi Volpe, ma Faelli ne esce in velocità. Attenzione a Faelli, fermato da Agostini, adesso squadre più aperte. Agostini, la finta, tiene palla capitano rossonero. Graziana che trova spazio al centro, poi si chiude sulla buca d'angolo, torna sui suoi passi, scarica sull'altro lato per Costenaro. Dietro per Agostini dalla tre quarti. Diciamo formazioni che hanno cominciato ad allargarsi, adesso invece ricomincia a ragionare Breganze. La botta di Tommaso Volpe, Brando Santoni per Guarguaglini, sponda non è amica del Castiglione, palla che torna nelle stecche rossonere, sempre con Agostini a gestire. Poi Costanaro, Volpe che prova a sorprendere Bussotti, si distende l'estremo difensore del Castiglione. Attenzione qui, doppio tentativo, palla che rimane lì. Time out Castiglione, coach Paghi che vuole sistemare qualcosa. Fuori Brando Santoni, dentro Filippo Montauti e anche Cornacchini. Situazione falli, ne ha 6 Castiglione, 4 Breganze. Breganze che è in vantaggio 2-1, 11:44 ancora da giocare. Ritmi un pochino scesi in questo
Inizio di secondo tempo, siamo ormai quasi alla metà. Diciamoci anche una questione di energie da gestire. In curva nord Valdagno che comincia a scaldarsi. Dall'altra parte i Pumas, Valdagno Pumas che 2 anni fa fu finale scudetto Under 19 proprio su questa pista, finite i rigori per Pumas. Si prenderà con questa palla 2 Antonio Tagliapietra contro Maldini, alla meglio Breganze che la recupera Grazian per Costenaro. Sta un po' alzando adesso il baricentro. Filippo Montauti lo alza lui perché va a pressare più alto sul portatore di palla, intercetta infatti. Qui buona l'azione, potenziale 3 contro 2. Cornacchini non riesce a trovare il tempo, c'è Agostini su di lui, poi ancora Agostini che esce elegante qui di forza il capitano rossonero che va anche alla conclusione. Si stende Bussotti e para Maldini. Qui rischia qualcosa, raddoppio sul portatore di palla del Castiglione. Allora Grazian proprio per Agostini che la aggancia in balaustra. Grande assist dentro per Antonio Tagliapietra. Bussotti sicuro in uscita sul breganzese. Si è presentato lì a tu per tu. Tanto ancora Guarguaglini, poi Maldini. È un Castiglione che sta cercando di trovare soluzioni perché quando si chiude la difesa breganzese di spazi ne lascia veramente pochi e poi sono veloci a ripartire. Costenaro, sono già nella 3/4 del Castiglione, torna sulla linea di centrocampo, cambia lato su Agostini, fuori Graziana, dentro Battaglini. Intanto Agostini retroporta per Tagliapietra, Montauti, Maldini la fa filtrare, elegante questa finta del capitano che poi mette nelle condizioni di colpire Guarguaglini, con buona guardia Agostini, ancora Maldini. E qui Sergio Nicoletti, una presenza non autorizzata lato panchina del Castiglione. Probabilmente qualcuno del pubblico deve assistere da una posizione privilegiata alle partite. L'entrata qui al Palalido è gratuita, si può tranquillamente scegliere tribuna o curva a propria completa discrezione. Intanto Maldini prova a colpire, attenzione. Palla alta, Costenaro fa ripartire Agostini. Montauti è molto efficace in modalità di interdizione. Filippo Montauti, poi Maldini cambia lato proprio su Montauti. Scelto da attenzione Faelli, bella scelta di Paghi di mettere un interditore lì a centrocampo per frenare l'irruenza del Breganze nelle sue ripartenze, sembra dare risultato. Eccolo qua, ancora attenzione, poi c'è e ci sarà cartellino blu, è uguale al blu di prima, glielo dice anche. Non protesta Cristian, scuote la testa, allarga le braccia, si accomoda in zona espulsi. Andiamo a rivedere intanto.
pattino su pattino, ripartenza. E dunque altra pallina piuttosto pesante, vediamo chi manda sul punto di battuta. Paghi. Se la prende sulle spalle Maldini, Mattia Maldini, il capitano, contro Giuseppe Tagliapietra. Posizione la pallina, tutto pronto al fischio di Sergio Nicoletti. Può partire Maldini, il palo di Maldini, qui sfortunata conclusione del capitano del Castiglione. Un tocco, un tiro, un po' come l'occasione della punizione di prima di Breganze. Attenzione intanto, 4 contro 3 ora per un paio di minuti. Battaglin, riesce ad uscirne Tagliapietra. Parliamo di Antonio Tagliapietra, riconoscibile dal caschetto azzurro con visiera a proteggere cartellino giallo a Battaglin. Accentua un po' l'interpretazione di Sergio Nicoletti, che adesso è a colloquio con Chiella. Fallo di squadra, quinto fallo Breganze. Cornacchini, Maldini, Montauti, vede spazio, prova a colpire, ci mette il bastone Tagliapietra, poi Agostini di forza sulla pallina. L'intervento a giudizio di Sergio Nicoletti. Si continua a giocare, Castiglione a quadrato, a triangolo invece dovendo gestire la difesa 3 il Breganze. E poi Capitan Maldini, Faeli, Cornacchini, Faeli che può colpire dritto, esce fuori un metro. Esce fuori un metro Tagliapietra e gestisce. Tanto Agostini in mezzo a due, la botta di Agostini fuori di poco sopra la traversa. Ancora il tentativo, Bussotti a dire di no. Faeli con Tagliapietra, ancora Faeli, cerca Lazio e schiaccia, non lo trova. E adesso gioco fermo. È stato un colpo intanto è finita la superiorità numerica. Time out chiesto da coach Tiella. 6:46 ancora da giocare qui al Paralido di Valdagno. Naturalmente animi che adesso sono un po' al calor bianco causa l'importantissima posta in gioco in questo momento. È primo del girone Breganze.
e avanti 2-1 grazie alle due reti di Cristian Costenaro. Il gol di Maldini per il Castiglione. Partita che rimane veloce, vibrante. Maldini, Montauti, Cornacchini e Faelli, Bussotti tra i pali per quello che riguarda il Follonica. Agostini, Antonio Tagliapietra, Volpe e Battaglin con Giuseppe Tagliapietra tra i pali per quello che riguarda il quintetto del Breganze. 6:46 da giocare. Al fischio di Sergio Nicoletti ricominciano le ostilità, in senso naturalmente più che figurato. Montauti, l'interditore d'eccellenza qui, almeno dalla linea di centrocampo. Ancora Maldini, sfrutta un mezzo blocco lì, poi là dentro per Faelli che riesce a colpire, deve distendersi Tagliapietra, ci mette una pezza. Battaglin, Volpe, ancora Agostini. Qui chiaramente sul 2-1, 6 minuti alla fine, giocare col cronometro può risultare rischiosissimo. Infatti Breganze non sembra avere questo tipo di atteggiamento, perché una sola rete di vantaggio, anche se, ripeto, per Breganze c'è la doppia possibilità. Anche il pareggio può andare bene perché ha vinto lo scontro diretto. Tanto prova a recuperarla, ma è sempre Breganze in possesso con l'aiuto della balaustra. Montauti che la recupera, fa ripartire i suoi. Crocia il passo Montauti, passa la linea di centrocampo. Attenzione, pallina che resta lì in anticipo su Maldini, Agostini, Bussotti a dire di no. Stende bene qui Faelli, Battaglini arriva prima, il Batta, poi Volpe. Scadono i 5, sono ritmi che naturalmente salgono. 5:12 alla fine, Breganze sempre avanti 2-1. Maldini, Antonio Tagliapietra su di lui, chiama lo schema Maldini, prova a incrociare, perde palla, velenosa questa perché potenziale 2 contro 1, ma rientra bene rapidamente. C'è la pallina, la sradica Faelli dalla stecca di Tagliapietra e poi porta in avanti ancora i suoi. Faelli cerca il trick su Tagliapietra, non va. Agostini torna indietro, tiene palla, scambia con Tagliapietra, però la perde. Interdizione di Filippo Montauti. Ancora Faelli, sempre Agostini per vie centrali, tiene palla, la prova a mettere lì per Volpe, poi va giù e allora Maldini adesso a spingere i suoi. La botta di Maldini sopra la traversa, non trova lo specchio della porta. 4 minuti. Grande recupero qui di Faelli, attenzione Faelli. Adesso 3 contro 2 Breganze. Agostini torna indietro, tiene palla, adesso giustamente gioca col cronometro Breganze. Va alla conclusione al limite dei 45, ne ha ancora 32 a disposizione. Faelli per Guarguaglini, finta di Guarguaglini su Agostini, tentativo di spizzata di Cornacchini, palla che si alza, torna nelle stecche del Breganze con Battaglin, chiama lo schema sulla linea di metà campo. Ancora Agostini, fallo di squadra, schiato a Breganze, 6 pari la situazione dei falli, 3 minuti e 12 secondi a giocare. È un buon modo di svegliarsi questo Castiglione Breganze. Breganze sempre avanti 2-1.
Ancora Maldini, indomito il capitano del Castiglione. Ancora Castiglione, Maldini, va giù, recupera, palla per il cartellino blu per Cornacchini. Cartellino blu per Cornacchini, 2,49, adesso pallina che può risultare letale. Anche se poi è vero che nell'hockey pista l'abbiamo visto ieri, 3 gol in 30 secondi. Un po' d'aria per Bussotti, non invidio i portieri con queste temperature, anche se stamattina c'è anche un po' d'aria qui a Valdagno che non arriva certamente sul parquet. Tutto pronto adesso, vediamo chi si occupa chi si incaricherà o chi verrà incaricato da coach Tiella, che si va a prendere una boccata d'aria insieme ad Agostini padre. Giovanni Tagliapietra contro Bussotti, 2,49 da giocare, parte Tagliapietra, la Bussotti a stecca lunga, gli dice di no e poi Maldini prova a ripartire, la palla che torna nelle stecche delle Braganze, che adesso ha i 2 minuti di superiorità, potrà andare praticamente fino a 30 secondi dalla fine in superiorità. Paghi a chiamare i suoi. Palla che arriva lunga dalle parti di Giuseppe Tagliapietra e torna nelle stecche del Castiglione. Guarguaglini, 4 contro 3 a gestire. Faeli, Maldini e Guarguaglini per Castiglione. Queste le scelte di Paghi per gestire questi ultimi minuti. Attenzione, c'è l'errore, può andare 2 contro 1 Agostini. Bussotti, grandioso l'intervento qui sul tu per tu. Ancora Agostini che però la tiene, non va al tiro, scambio reimposta e fa scorrere un po' di secondi Volpe Agostini. 1,40 ancora da giocare adesso. Cartellino blu per entrambi, vediamo un po' chi manda in panchina. No, mi è sembrato uno solo. Manda in panchina anche Faelli. Quindi ci sarà un'altra opportunità adesso per il Braganze. Agostini contro Bussotti.
Risultato a 92 secondi dalla fine, Braganza è avanti 2-1. Può partire la traversa, attenzione, poi cerca Lazio e schiaccia, ha provato Agostini, traversa a dire di no, ancora in superiorità, arriverà fino alla fine così la partita. Taglia pietra, adesso si tratta di capire cosa vorrà rischiare Braganza, penso 0, quindi farei possesso per un minuto. Attenzione Agostini, la botta di Agostini è alta, la monta Uti, sempre lui, la recupera Maldini, attenzione. Deve cercare aiuto, Maldini viene via in mezzo a 2. Ultimi 42 secondi, ne ha 27 per andare al tiro Castiglione. Guarguaglini deve giocarla Maldini che la tiene, prova Maldini, grande conclusione, risposta ancora di Tagliapietra. 15 secondi, Guarguaglini va in mezzo, la perde, la recupera Agostini e c'è, eccola qua, l'abbraccio bellissimo qui, mi permetto di sottolinearlo, l'abbraccio tra i due capitani ancora col cronometro che sta girando, gesto di fair play che va assolutamente sottolineato. Braganza che vince il girone e dunque salterà i quarti, va direttamente alle semifinali di domani. Castiglione dovrà giocare il quarto di finale come seconda del proprio girone. Partita bellissima, finisce 2-1 per Braganze, succede tutto nel primo tempo, doppietta di Costenaro e il gol di Capitan Maldini. Risultato finale: Braganza batte Castiglione 2-1. Pausa per noi e tra poco restate in diretta qui sul canale Fisere YouTube per Pumas Viareggio Hockey Club Valdagno. A risentirci tra qualche minuto.
Eccoli qua, non importa il sudore ragazzi, intanto sono con Mattia Maldini e Pietro Agostini, dai che l'ho imbroccata stavolta, non mi sono messo d'accordo col papà prima. Ragazzi, ho sottolineato il vostro abbraccio a fine partita, Braganza e Castiglione hanno dato vita a un incontro che non ha avuto momenti di pausa e per me è stato particolarmente complicato. Complimenti a voi, Castiglione deve giocare il quarto, invece Braganza passa diretta. Ho sottolineato l'abbraccio. Pietro, che partita è stata? È una partita molto intensa, ci si giocava al primo posto e con una squadra come Castiglione sapevamo sarebbe stata una lotta e sono contento che sia andata così. Faccio i complimenti a Mattia e alla sua squadra perché ci hanno dato tanto filo da torcere. Sì, avevamo parlato di fair play, l'ho sottolineato, non lo smetto di fare. Mattia, complimenti, sei stato veramente faro per la tua squadra, che è autore del gol del 2-1, una bellissima rete. È stata una partita, come diceva Pietro, molto intensa. Sì, è stata una partita fantastica. Innanzitutto faccio complimenti a Pietro, ci conosciamo dall'Under 10 che ci si dà battaglia, però c'è sempre stato un rapporto di amicizia anche con le nazionali, veramente un bravo ragazzo. Voglio fare complimenti. Abbiamo disputato una partita secondo me a un livello altissimo, però mantenendo comunque e poi voglio fare più di tutti, scusate, ma la mia squadra, che è questo l'atteggiamento giusto e se si vuole arrivare in fondo bisogna giocare così. Sì, tu sai che il buon Faelli per la mia famiglia rappresenta un incubo personale, ma va bene così, lo ammiro sempre moltissimo. Complimenti ancora a tutti e due, il fair play vince. Grazie ragazzi. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a voi, grazie, complimenti. Ciao.